Buongiorno, è il 24 luglio, lunedì, rassegna stampa di TG Plus sulla pagina veneziana. Andiamo con la nuova di Venezia e Mestre. Falciato da un'auto a 25 anni, apre così il giornale veneziano. A perdere la vita l'ennesimo giovane di Musile, Nicolas Maritain. L'automobilista sarebbe risultato positivo all'alcol e abbiamo visto che i controlli sono aumentati anche durante la settimana. Troviamo pattuglie che controllano un po' tutto. Caso di meningite, muore a 27 anni via la profilassi anche in hotel turista a Mestre. Paura a Mogliano, inseguimento con schianto, feriti 4 agenti, uomo arrestato. Nella fotonotizia, che poi è una disegno notizia, ginnastica sotto accusa, ipotesi soprusi, 8 casi nel veneziano, la procura CONI dice chissà parli. Movida violenta a Jesolo, scazzottata fra bande in piazza Brescia, ira dei residenti. Di solito le facevano in piazza Mazzini, adesso cominciano a farle anche in piazza Brescia, quindi non è una bella notizia per il sindaco De Zotti. Poi vedremo un attimo se avrà voglia di raccontarcela questa cosa negli approfondimenti di Focus. Vediamo il Gazzettino che dice Meloni, la svolta sui migranti. Il Gazzettino oggi un po' più nazionale, premia al vertice con leader di Africa e Golfo, necessari la UE e Italia ma soltanto quelli regolari. Serve un impegno comune e più collaborazione. L'immigrazione illegale di massa danneggia tutti. In Friuli il sindaco contro la moschea, temo per l'ordine sociale. E scoppia la lite, spuntano i coltelli, un morto, 2 feriti gravissimi. Questa notizia di Padova, ma la riporta in prima pagina il Gazzettino. Burkini vietati in spiaggia, la protesta scusate, e le polemiche. Monfalcone, però insomma il sindaco dice manifestazione flop, probabilmente, insomma, noi abbiamo tentato di chiamarlo anche, ma lo chiameremo magari oggi, avremo la possibilità di fare l'ennesimo approfondimento su questo argomento. Patrizio, la vita da recluso in casa, l'omicidio suicidio, shock a Verona, spara al fratello, poi si toglie la vita. Purtroppo qui capitano ancora questi fatti di cronaca. Il Corriere del Veneto lunedì non esce, ma ci sono delle notizie interessanti da tenere in considerazione. Staffetta d'argento per i Magnifici 4. Ai mondiali di nuoto la staffetta prende l'argento per pochissimo, poteva essere oro, ma sono proprio pochi, si parla di pochi centesimi. Spagna, governo difficile, bene i popolari, male l'ultravox, l'ultradestra di Vox, i socialisti meglio del previsto. Una notizia del fronte, raid su Odessa, colpiti civili alla cattedrale, dice reagiremo, ma la fotonotizia riguarda anche i veneti, perché molti se ne vanno in ferie in Grecia, roghi fuori controllo, 30.000 evacuati. La Farnesina dice è meglio se non partite, quindi chi ha il volo per la Grecia dovrà rivedere un po' le vacanze, a meno che insomma non siano altri posti della Grecia, ma se dovete andare qui vedete rodi nel panico, turisti in fuga, noi inseguiti dalle fiamme. E il Papa che dice gli anziani non sono scarti. Nel nostro paese 3 milioni e 8 hanno bisogno di assistenza, i ritardi nel welfare, qui il problema si ripone. La festa per Zaki, ora mi batterò per i diritti umani. La pagina di Notizie Plus vede Zaia insieme a Mattarella che fa 82 anni, gli auguri di Zaia, vede nell'autonomia il rispetto della Costituzione. A Jesolo c'è questo incidente segnalato, muore questo ragazzo di 26 anni in un incidente stradale, e arriva da Ischia il nuovo presidente del Turismo e Cultura di Confindustria Veneto. Poi naturalmente durante la giornata avete la possibilità di andare a vedere bene all'interno del portale di Notizie Plus e trovare le notizie, quelle magari che vengono pubblicate durante la giornata, e sono molte. Grazie, è tutto.